I carabinieri hanno sgominato una banda specializzata nell'assalto ai bancomat che colpiva nel Triveneto e anche all'estero, fermate 7 persone, base dei malviventi Campi Nomadi di Ponzano e Vedelago. E sugli arresti della banda dei bancomat è intervenuta Maria Rosaria Laganà, prefetto di Treviso, che ha ribadito l'importanza di un continuo monitoraggio dei campi nomadi. Disabile, insultata e spinta da un gruppo di ragazzi mentre aspetta l'autobus, il caso Castelfranco, la sorella sporto denuncia contro ignoti chiamando in causa anche il sindaco. Assalti in farmacia Conegliano, la polizia ha arrestato oggi pomeriggio il presunto rapinatore seriale accusato dei colpi delle ultime settimane in città. A Vittorio Veneto, coppia di autostoppisti denunciata per il furto del telefono del conducente che aveva dato loro un passaggio in macchina. Autunno di cantieri aperti a Treviso, a ottobre lavori a San Vitale, a novembre al via il rifacimento della piazza di Santa Maria del Rovere e il mercato finisce all'oratorio. A 56 anni dalla tragedia del Vajont parte da San Biagio l'appello per ritrovare tutti i giocatori di calcio che nel campionato 62-63 affrontarono l'Ongarone il 6 ottobre, la partita della memoria. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In primo piano la cronaca. I carabinieri hanno sgominato una banda specializzata nell'assalto ai bancomat che colpiva nel Triveneto ma anche all'estero, fermate 7 persone. Sentiamo. Per recuperare una parte del bottino hanno utilizzato addirittura gli escavatori dei vigili del fuoco perché i soldi erano sotterrati nei giardini delle abitazioni degli indagati. I carabinieri di Padova, Treviso e Bolzano hanno fermato 7 persone sospettate di far parte di una banda specializzata in furti ai bancomat e che faceva esplodere con ordigni artigianali realizzati con la polvere pirica che estraevano dai fuochi d'artificio prodotti in una fabbrica di Napoli. Una banda che aveva il suo quartier generale nella provincia di Treviso, specie a Ponzano e Vedelago, e che poi colpiva in Veneto, Trentino e Friuli, ma anche in Belgio. Composta da 7 giostrai sinti, prevalentemente residenti nella provincia di Treviso, i quali di notte, con l'utilizzo di auto di grossa cilindrata e a forte velocità, assaltavano bancomat di uffici postali e banche, asportando ingenti quantità di denaro. Una banda ritenuta pericolosa, nella quale, secondo gli investigatori, ogni componente aveva un compito specifico. Rubavano auto di grossa cilindrata, poi facevano anche 2 colpi a notte fuggendo a folle velocità, pericolosi per i danni fatti agli edifici, ma non solo. Ma anche per il potenziale rischio all'incolumità dei cittadini che si potevano trovare nei luoghi delle esplosioni o degli utenti della strada, gli automobilisti. I colpi attribuiti alla banda sono avvenuti tra Bolzano, Rovigo, Udine, Pordenone e San Giorgio in Bosco, Alta Padovana, per un totale di oltre 300.000 euro, bottino in parte recuperato. È stato ritrovato interrato, quindi è stata fatta un'opera di scavo mediante escavatori. Si parla di un rinvenimento che in un caso è di 140.000 euro, nell'altro di 60.000 euro. Per molti di loro si tratta di profili già noti alle forze dell'ordine, anche imparentati tra loro, protagonisti di fatti di cronaca gravi. In un caso trattasi di un soggetto che ha anche alle spalle numerosi anni di reclusione, quindi di carcere, e che non appena scarcerato non ha esitato a riprendere l'attività delittuosa. E sugli arresti della banda dei bancomat è intervenuta oggi anche il prefetto di Treviso, Maria Rosaria Laganà, che ha ribadito l'importanza di un continuo monitoraggio dei campi nomadi. È la dimostrazione che i controlli ci sono, le attività si fanno, non sempre queste operazioni hanno i risultati in tempi immediati, a volte c'è necessità di fare investigazioni anche importanti, però i risultati vengono. C'è soddisfazione nelle parole del prefetto di Treviso Maria Rosaria Laganà per l'arresto di 7 nomadi ritenuti responsabili di diversi assalti ai bancomat del Triveneto, le basi nella Marca tra Ponzano e Vedelago. Il fatto dimostra che oggettivamente questi campi o comunque questi insediamenti, specialmente quando sono connotati da
abusivismi vanno in qualche modo contrastati. Si è fatta anche un'operazione di sensibilizzazione nei confronti dei sindaci. Proprio nei giorni scorsi ho incontrato anche il sindaco di Vedelago, perché Vedelago è uno dei comuni che ha più insediamenti di rom, sinti, che vivono anche in condizioni abbastanza precarie. È un lavoro delicato che deve essere fatto per riportare tutto nella legalità, però va fatto. Neppure 30 anni in carcere sono bastati per rompere legami e direttive, dice il prefetto, di un'organizzazione in cui i rapporti familiari e criminali si mischiano. Il caso di Radames Major è esemplare. Prefetto che ribadisce quanto affermato pochi giorni fa in seguito al drammatico inseguimento di 3 giostrai a Treviso, finito con uno schianto. Qualcosa da dire anche rispetto a questa voglia, anche a volte palesata, ma non vedo supportata da fatti, di trovare una reale integrazione. Il fatto di porre in essere queste attività criminose non è ovviamente una prerogativa soltanto di rom o sinti, però sicuramente spesso sono coinvolti in misura massiccia, e questo non è un fatto oggettivamente positivo. Gli investigatori della squadra mobile e i poliziotti del commissariato di Conegliano hanno arrestato oggi pomeriggio il giovane rapinatore seriale delle farmacie di Conegliano. A seguito delle attività di indagine, i poliziotti hanno portato a termine la caccia all'uomo scattata dopo che il rapinatore aveva messo a segno diversi colpi ai danni di alcune farmacie di Conegliano. In particolare la farmacia dei Colli di via Molena era stata presa di mira 2 volte nel giro di 5 giorni dal rapinatore armato di pistola. Nel primo colpo il bandito se n'era andato con €1.000.000, nel secondo era scappato con altri €1.300. In entrambi i casi l'uomo è fuggito facendo perdere le proprie tracce. Importanti sono state anche le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza. Disabile, insultata e spinta da un gruppo di ragazzi mentre aspetta l'autobus. È accaduto a Castelfranco Veneto. La sorella della donna ha sporto denuncia contro ignoti, chiamando in causa anche il sindaco. Adesso sta bene, perché comunque è stata tranquillizzata, è stata rassicurata, però lei ha detto che non va più giù da sola. Io sto lavorando da anni per l'autonomia di mia sorella, è stato un traguardo quello di andare giù da sola, prendere il pullino, aspettarlo e tutto quanto. Adesso da lunedì ritorneremo giù ad accompagnarla, perché ha detto che lei da sola non ci va. A parlare Claudia Peloso, sorella della 52enne disabile insultata e spinta da un gruppetto di studenti a Castelfranco Veneto mentre aspettava il bus nella zona di via Podgora. Sarà stata presa di mira perché qui i ragazzi fanno bisboccia di tutto, fumano, bevono birra, e probabilmente, non lo so perché comunque non ero presente, ma c'era tanta gente, c'erano tanti ragazzi e l'hanno insultata e spintonata. Salita in pulmino, a un certo punto è scoppiata a piangere e a parlare velocemente, e l'accompagnatrice non riusciva a capire cosa fosse successo. Solo quando si è calmata è stato possibile capire cos'era accaduto. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri, ma la sorella della 52enne ha deciso di querelare anche il sindaco Stefano Marcon per inadempienza. Da circa 7 anni i residenti chiedono al comune di intervenire contro il degrado in cui sta piombando quella zona. Giovani che bivaccano, sporcano, ci fanno un po' quello che vogliono. Di recente in municipio è stata depositata anche una raccolta firme, ma senza risultati concreti. Con una lettera di accompagnamento abbiamo portato circa 200 firme, dove chiedevamo nuovamente, che era già stato richiesto nel 2012, cartelli di divieti, con divieto di bivacco, divieto di skateboard, divieto di musica alta, e ci ha garantito che entro 15 giorni ci avrebbe messo questi benedetti cartelli, che devono ancora naturalmente essere messi, e basta. E adesso siamo arrivati a questo evento qui, a questa situazione successa ieri, e io ho detto adesso basta, e sono andata a denunciare il sindaco per inadempienza, perché lui non sa la situazione del suo territorio.
Doppio intervento questa mattina dei Vigili del Fuoco per aprire le porte di 2 appartamenti al primo piano, il primo intervento in zona al quinto piano, scusate, il primo intervento in zona Appiani a Treviso, il secondo in via Roana a Castelfranco Veneto. Le immagini che vedete si riferiscono proprio a quest'ultimo. Intorno alle 11:30 di stamattina i Vigili del Fuoco sono stati allertati per soccorrere una signora che aveva bisogno d'aiuto ma che non riusciva ad aprire la porta. I pompieri sono dunque entrati da una finestra grazie all'autoscala, dove hanno caricato anche la barella con la persona bisognosa di cure, l'hanno portata fino a terra, l'hanno affidata ai sanitari del 118 per il trasporto all'ospedale. Cambiamo ora argomento, parliamo di agricoltura, di latte, dei 49 formaggi premiati a Caseus Veneti 2019, le Olimpiadi del formaggio veneto, oggi a Piazzola sul Brenta, sono ben 24 quelli trevigiani, un successo quello dei prodotti della marca trevigiana, provincia più premiata tra le 7 del Veneto, e a margine il presidente della regione Luca Zaia è tornato a dire la sua sull'annosa questione delle quote latte. Sentiamo. Avevo ragione io, lo dicono 2 tribunali, quello nazionale e anche quello europeo. Dopo 10 anni hanno sancito che Zaia non rubava i soldi dei cittadini italiani, dei pensionati per pagare le multe delle quote latte, ma i tribunali dicono quello che abbiamo sostenuto noi. Io ho fatto l'unica legge concordata con l'Europa innanzitutto per far pagare le multe a chi le doveva pagare a interessi legali. Questo non è mai accaduto in Italia, è la mia legge, la famosa legge Zaia. E dall'altro ho fatto fare una commissione di indagini dai carabinieri, non dai miei amici o dai vicini di casa, per dire studiatemi il mondo quote latte e ditemi se i numeri sono giusti o no. I tribunali dicono che hanno ragione i carabinieri nel dire che i numeri sono tutti sbagliati, ciò vuol dire che noi abbiamo pagato una multa per un eccesso di velocità che c'era, ma l'autovelox che ci ha fatto la foto era tarato male. Questa è la tragedia, ciò vuol dire che l'Italia ha pagato 2 miliardi di multe per le quote latte per una macchinetta che faceva le foto e ci sono accorti che era tarata male rispetto al limite di velocità. Questo è quello che è accaduto nelle quote latte, per fare un paragone con le strade. Oggi a Venezia la prima mobilitazione regionale dei cosiddetti gilet arancio del Veneto, gli inquilini delle case Ater che protestano contro il caro affitti. Sentiamo. O mangio, pago le bollette o pago l'affitto. Vi rendete conto cosa avete fatto? Cosa avete fatto? Circa 600 persone, secondo gli organizzatori, hanno preso parte a Venezia alla prima manifestazione regionale per chiedere il ritiro e il blocco immediato della legge regionale di riforma dell'edilizia residenziale pubblica. A Campo San Geremia, al centro della protesta, i meccanismi di ricalcolo degli affitti delle case Ater e il rischio di sfratto per molti inquilini, specie gli anziani, che con i nuovi criteri non avrebbero più diritto all'alloggio pubblico, con i pensionati che hanno protestato portandosi al seguito pure le sedie utilizzate per sedersi in prima fila durante il comizio. Costringete i vecchietti, gli anziani, le persone in difficoltà a mobilitarsi quando dovrebbero avere una vecchiaia tranquilla, di sicurezza, di tranquillità. Accesi i toni, con molti dei partecipanti che sulla scia dei giubbetti gialli francesi erano ugualmente visibili con quelli non secondari di colore arancio. Noi abbiamo scelto l'arancione perché insomma per distinguerci da questa rivolta, perché anche questa nel Veneto è una rivolta. Per il coordinamento regionale inquilini ERP si tratta infatti di un percorso che continuerà in tutte le città del Veneto. Anziani, famiglie e comitati spontanei di cittadini, insieme alla sinistra anche dei centri sociali, chiedono vengano ascoltate le richieste portate in piazza. Non siamo turisti, siamo qui per una battaglia politica e vogliamo appunto che questa legge sia tolta perché è sbagliata ed è iniqua, per cui abbiamo una maniera anche di farci vedere oltre con gli striscioni e oltre con i cartelli anche visivamente con il vestito che portiamo. La cronaca ora ci porta a Vittorio Veneto, dove una coppia di autostoppisti è stata denunciata per il furto del telefono del conducente che aveva dato loro un passaggio.
Hanno derubato del costoso smartphone il generoso automobilista che aveva dato loro un passaggio dopo averli notati mentre facevano l'autostop. Due vittoriesi, una donna di 51 anni e un uomo di 35, entrambi con precedenti, sono stati denunciati dai carabinieri per furto aggravato. Giovedì sera un cittadino di Conegliano si era imbattuto nei due lungo la strada che conduce proprio a Vittorio Veneto mentre facevano l'autostop. Si era così offerto di accompagnarli nella zona di San Floriano, ma una volta scesi dalla macchina si era accorto che il telefono cellulare del valore di 1.000 euro che teneva nel portaoggetti vicino alla leva del freno a mano era sparito. Il malcapitato ha così sporto denuncia ai carabinieri che si sono messi sulle tracce dei due. Grazie alla descrizione della coppia e alla zona in cui si era fatta accompagnare, i militari sono risaliti ai responsabili, poi riconosciuti dalle foto anche dalla vittima. Spaccio in centro a Treviso, i vigili urbani in sinergia con i carabinieri hanno arrestato un 27enne nigeriano con 16 dosi di cocaina pronte per lo spaccio e 3.500 euro in contanti. Spaccio in centro a Treviso, nuova operazione della polizia locale che ha arrestato uno spacciatore di cocaina. Si tratta di un 27enne nigeriano domiciliato a Casier con permesso di soggiorno per motivi umanitari. L'uomo è stato fermato mentre spacciava una dose di droga. Le successive perquisizioni nell'auto e nell'abitazione del nigeriano hanno permesso agli agenti, con l'ausilio del cane antidroga, di rinvenire altro stupefacente: 4 bustine di cocaina nell'auto ed altre 16 in casa, oltre a 3.500 euro in contanti, probabile provento dell'attività di spaccio. Il 27enne è stato arrestato, è il secondo spacciatore bloccato dalla polizia locale nel giro di pochi giorni nel centro di Treviso. Un sabato carico di turisti, quello di oggi per Treviso, incremento lavorativo per le strutture d'accoglienza legali e purtroppo anche per quelle abusive, per le quali il sindaco Conte dichiara tolleranza zero. Se c'è qualcuno che pensa di fare il furbo, quello va punito. Messaggio chiaro del sindaco a quanti pensano di fare o stanno gestendo un bed and breakfast abusivo. Un messaggio indirizzato a molti, stando alla denuncia di ieri ai nostri microfoni dell'artista Beppe Mora, che gestisce con la moglie una struttura di accoglienza in perfetta regola. Un settore in piena crescita, stando ai dati del comune. È cresciuta una rete di B&B regolari e di questo dobbiamo essere contenti. Ci sono delle strutture ricettive che hanno deciso di investire, di rinnovare, e quindi anche questo mi conforta. Del resto basta guardarsi attorno, soprattutto nei fine settimana, per vivere la pacifica invasione di tanti turisti che vengono a visitare Treviso e la Marca. Treviso sempre più turistica, è l'unica città capoluogo del Veneto che è cresciuta in doppia cifra, più 13% nei primi 6 mesi del 2019 per notti passate in città, quindi credo che la strada che abbiamo intrapreso, quella dell'internazionalità, della qualità, sia quella giusta, e lo possiamo fare grazie anche a attività come queste che offrono ai nostri cittadini e anche ai turisti dei prodotti di altissima qualità. Sindaco presente alla riapertura della Campana, negozio che vanta quasi un secolo di presenza in città. La Campana esiste dal 1922, oggi aprirne uno è una grande sfida ed è molto difficile in questi tempi qua. La cosa che mi ha permesso di fare tutto questo, oltre ai titolari dello stabile, è stata proprio la collaborazione con le aziende. Un segnale che deve essere di collaborazione sia tra imprese che con il comune, che punta tanto sul ritorno del commercio in città. Da quando sono sindaco sono molte di più le aperture rispetto alle chiusure. C'è da dire che però, andando ad analizzare le aperture, vedo che dietro a questi nuovi negozi che aprono ci sono degli investimenti importanti, segno che la gente ci crede veramente, quindi non sono attività di passaggio ma sono attività che vogliono crescere nella nostra città. Commercio per un turismo che a volte arriva da lontano per coronare un sogno d'amore. Sono reduce da un matrimonio di 2 persone che arrivano da Helsinki e hanno scelto Treviso per celebrare il loro matrimonio. Autunno di cantieri aperti a Treviso, ad ottobre partiranno i lavori a San Vitale, a novembre al via il rifacimento della piazza di Santa Maria del Rovere ed il mercato in questo quartiere finisce all'Oratorio. Perché avete portato il mercato proprio all'interno dell'Oratorio? Beh, intanto mi è stato chiesto dal municipio e io volevo fare un servizio alla città. Dalla piazza all'oratorio, o se volete quando l'oratorio torna ad essere anche la piazza di una comunità, risolvendo uno dei problemi correlati all'apertura dei grandi cantieri cittadini, il mercato contadino di Piazza d'Armi e il suo spostamento a fronte dell'inizio dei lavori per fognature e servizi.
Siamo nel cuore del quartiere più popoloso della città e la soluzione pensata da Casugana è stata tutto sommato semplice. Non potendo utilizzare il vicino bocciodromo, le bancarelle per tutto il tempo del cantiere aperto saranno spostate all'oratorio della parrocchia. Inizialmente il mercato doveva trovare spazio davanti alla chiesa, ma i parcheggi qui sono preziosi e l'alzata di scudi è stata pressoché immediata. Così si è pensato al campetto del parroco, per il primo caso di un mercato all'interno di un oratorio cittadino. Per la cronaca i lavori in Piazza d'Armi inizieranno a novembre, mentre si parla dei primi di ottobre per un altro cantiere che ha innescato non poche polemiche l'estate appena trascorsa. Qui siamo a San Vitale e l'intervento per le piazzole che garantiranno il transito dell'autobus dovrebbero, stando all'assessore ai lavori pubblici Sandro Zambese, partire a brevissimo, e tutto con l'obiettivo di migliorare la viabilità e il trasporto pubblico senza stravolgere il territorio circostante. Tornando al mercato in oratorio, c'è anche un'altra ragione che ha convinto Don Adelino. Io sono figlio di contadini, capisco cosa ci sta dietro un mercato dei generi, ecco, che nascono dalla terra, e quindi sono orgoglioso che il nostro oratorio si espanda a queste esperienze. Ci fermiamo ora per la pubblicità, a tra poco. Ed eccoci nuovamente in studio con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali, consegnato oggi pomeriggio al Teatro Comunale il Premio Parise. Vediamo. L'affresco delle virtù raccontate da Petrarca a fare da cornice alle foto dei vincitori della terza edizione del premio dedicato a Goffredo Parise, giornalista scrittore che da Vicenza vagò per il mondo intero per poi scegliere la riva del Piave per la sua ultima dimora. Terza edizione che ha visto nella splendida cornice del Teatro Trevigiano dal Monaco 4 premiati. Per il reportage televisivo Lisa Iotti, volto di presa diretta su Rai 3. La televisione, come diceva Parise, è una grande possibilità che ci dà di parlare per immagini. No, non credo che ci siano delle qualcosa che vale di più, qualcosa che vale di meno. Certo, fare inchiesta in televisione è diverso che farla sui giornali. Ex equo i premiati per il reportage su carta stampata, ad Antonio Armano e Antonio Castaldo. Il primo ha raccontato l'immigrazione delle badanti. Il mondo dell'immigrazione è silenzioso, meno visibile rispetto a quello dei barconi che sbarcano a Lampedusa o nel Mediterraneo, è un mondo invisibile ma che comunque nasconde una sofferenza sia dalla parte ucraina, ovviamente, di queste persone che abbandonano la famiglia e diventano delle schiavi domestiche, sia anche dalla parte italiana, perché non dimentichiamoci che senza di loro tutta l'assistenza degli anziani in Italia non starebbe in piedi. Diverso, più vicino alla nostra terra, è il tema dell'altro reportage premiato, protagonisti gli alberi abbattuti in Cadore dalla tempesta Vaia. Il rapporto dell'uomo con la natura, dopo una ferita di questo tipo, forse si diventa più caldo, più vicino, ed è forse per questo che andare a ripercorrere i sentieri che prima Buzzati e poi Ermanno Olmi hanno fatto proprio in quelle zone poi devastate dal vento tremendo dell'anno scorso, poteva avere un senso e dare anche un'indicazione magari per il futuro. Premio speciale per il giornalismo d'inchiesta, che per questo vive sotto scorta. È il caso di Paolo Berizzi, giornalista di Repubblica che da anni scrive e indaga sul ritorno del fascismo e del nazismo in Italia. Dove andrebbe oggi Parise e qual è il Vietnam di oggi? Il Vietnam di oggi è il nostro paese, dove non c'è una guerra in atto, ma dove secondo me ci sono dei fenomeni di conflitto, di odio, di rabbia, di violenza, che per anni sono restati silenti. Io penso che Parise oggi andrebbe forse nel profondo Veneto, andrebbe forse a scavare lì oggi, perché forse si accorgerebbe che non c'è bisogno di fare molti chilometri per raccontare un mondo che è un mondo anomalo. A 56 anni dalla tragedia del Vajont parte da San Biagio di Callalta l'appello per ritrovare tutti i giocatori di calcio che nel campionato 1962-63 affrontarono la squadra del Longarone. San Biagio e Pro Roncade ci sono riuscite, ora si cercano i giocatori delle altre squadre. L'invito è per ritrovarsi tutti domenica 6 ottobre a Longarone. Voglio vedere se sono capace di trovare quei giocatori che ho giocato contro
il Longarone. Longarone Calcio, San Biagio di Callalta, Pro Roncade erano avversari storici nella stagione calcistica 1962-63. La squadra dolomitica venne decimata dall'onda devastante del Vajont. Il trevigiano Raimondo Giuriato ha cercato di ritrovare i sopravvissuti di quella squadra e dopo 55 anni ci è riuscito. L'anno scorso si è giocata la partita della memoria e quest'anno, in occasione delle celebrazioni per l'anniversario della tragedia, i giocatori di oggi del Longarone torneranno in campo con le maglie di quei giovani calciatori del 1963. Ma stavolta si vuol fare di più. Sono tante le squadre, oltre a San Biagio e Roncade, che in quel campionato sfidarono Longarone. Crocetta, Volpago, Casale, Quarto d'Altino, Silea, Zerotina, Paese, Maserada. Proprio a quei giocatori si rivolgono i sopravvissuti. Facciamo un appello anche alle altre squadre che partecipavano al girone di quell'anno, se qualche giocatore di quelle squadre volesse venire a Longarone. L'appello è quindi agli ex avversari del campionato 62-63 affinché domenica 6 ottobre partecipino alla giornata dedicata al ricordo delle vittime del Vajont. Quella partita è un ricordo che mi ha sempre portato, io sono uno che ha fatto carriera, ho giocato a livelli nazionali e ogni volta che scendevo su qualche stadio 10, 20, 30.000 persone mi venivano in mente certi giocatori, che ce n'era uno, un'ala destra che era alla Garrincia, non si riusciva a marcare, è stata una roba che quella per anni e anni lo dicevo, ma che fine avrà fatto, e adesso siamo riusciti, purtroppo quelli sono mancati, però con quelli che sono rimasti abbiamo ricreato un'amicizia e un rapporto veramente forte. Ed ora le notizie dalla provincia di Belluno. Un'escursionista di Pesaro è morta precipitando per un centinaio di metri dal sentiero che dal rifugio di Bona sale a Pomedes nel comprensorio di Cortina d'Ampezzo. L'allarme al 118 è arrivato oggi pomeriggio intorno alle 16. La donna, 49 anni, è stata raggiunta dal personale medico dell'elicottero che ha subito iniziato a praticare le manovre di rianimazione, poi supportato dai soccorritori del soccorso alpino della Guardia di Finanza. Purtroppo non c'è stato nulla da fare, la salma della donna è stata ricomposta e trasportata al rifugio. La Regione non erogherà i 12 milioni necessari al rilancio del Colle del Nevegal. Scontro in Consiglio Comunale tra il sindaco e la minoranza. Il presidente della Commissione Nevegal ha formalizzato le sue dimissioni. Il destino del Nevegal è un'agonia perenne che si ripresenta da alcuni anni e che ha l'effetto del cibo mal digerito. È stato così anche venerdì, quando in Consiglio Comunale il sindaco ha riferito il contenuto di una telefonata, l'ennesima, con l'assessore regionale al turismo Canerre. Ho parlato prima con l'assessore Canerre che conferma che non vengono erogati i 16 milioni di euro di contributo, il risultato 12 milioni di euro. Era evidente, secondo me, che non ci fosse un impegno della Regione sotto questo profilo. Probabilmente c'è stato un fraintendimento successivamente alla riunione nel confronto tra l'assessore regionale e i giornalisti, per cui era passata una notizia che in verità ha falsato il quadro. Peccato che quel 16 settembre i giornalisti fossero dotati di taccuini, registratori e videocamere. La Regione i soldi a disposizione li ha, quindi non è un problema di sottrarsi alla responsabilità, anzi bisogna trovare diciamo, i canali giuridici e amministrativi che permettano anche di fare interventi di questo tipo. E dunque, più che di falsare il quadro della situazione per motivi sconosciuti, bisognerebbe parlare di scaricabarile. Quello di cui è stato accusato il sindaco dalla minoranza consigliare è grave, e cioè di non avere cultura dell'amministrare, di avere trattato il Nevegal come un malato anziché come una risorsa, di essere abile a ribaltare la palla. Sul tavolo un ordine del giorno sottoscritto dalle minoranze senza il PD, che poteva passare se fosse stato cassato proprio il punto che si riferiva all'impegno della Regione a fare la sua parte a fronte del passaggio degli impianti al Comune. Gli emendamenti sono stati respinti, l'ordine del giorno non è neppure stato messo ai voti e il presidente della Commissione speciale per il Nevegal, Franco Roccona, ha rassegnato le sue dimissioni. E quindi il dibattito, come nel gioco dell'oca, ritorna al via, che per il Nevegal è di nuovo uno stop. Massaro ha respinto l'accusa di non avere tessuto rapporti e invece ha detto che un piano c'è ed è quello presentato da Nevegal domani. Il futuro prossimo resta comunque drammatico. La stagione sul Nevegal
Galla aprirà con la Newco, ma a ranghi ridottissimi, cioè con una sola pista e il campo scuola, e i ricavi già si possono immaginare. I nuovi imprenditori starebbero raccogliendo adesioni, garantirebbero sponsorizzazioni e aprirebbero un azionariato popolare. La Regione si dice pronta a supportare la promozione con 30.000 euro e a contribuire con 250.000 euro all'avvio della nuova società. Un agordino di 30 anni è stato denunciato dai carabinieri di Falcade per diffamazione tramite Facebook. Il giovane avrebbe postato epiteti ingiuriosi nei confronti della polizia locale di Falcade per l'utilizzo, a suo dire, improprio degli autovelox. I carabinieri ricordano agli utenti dei social di prestare attenzione perché anche per i social vigono le norme del codice penale, oltre a quelle dell'educazione. Ed è questa l'ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Ci salutiamo con le previsioni del tempo per le prossime ore. Arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Vacil di Breda, Treviso. Bentrovati al meteo. Ancora qualche piovasco sul nostro territorio, ma tempo in prevalenza buono nella giornata di domenica 29 settembre. Vediamo dove sarà più instabile. Sul Veneto cielo nuvoloso sui rilievi del Bellunese, dove non si escludono anche locali temporali in giornata, che localmente potranno interessare anche le pianure limitrofe. Sarà in genere più asciutto e anche soleggiato altrove. Temperature minime tra 14 e 18 gradi, massime oscillanti invece tra i 22 e i 26 gradi. E anche sul Friuli Venezia Giulia avremo qualche pioggia sulle aree montuose, il sole invece sarà più presente sul resto della nostra regione. Temperature minime tra 16 e 18 gradi, massime comprese invece tra i 21 e i 23 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige. Qui il tempo sarà sostanzialmente asciutto, il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso. Temperature minime sui 14 gradi, massime invece tra i 24 e i 25 gradi circa. Bene, questo aggiornamento è giunto al termine, grazie per l'attenzione, arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Vacil di Breda, Treviso.